Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il comandone veneziano, Gran Premio di Corea, Yeongam, Gisone Hamilton primo posto, pole position, Alonso sesto, Sebastiano terzo. Ragazzi, questa è una gara fondamentale. Andiamo al Gran Premio di Corea, tensione alle stelle, Alonso è un po' indietro rispetto a Gisone. Dai ragazzi, partiti, dai. Dai che voglio stare davanti alla prima curva. Piccolo scontro ma niente di grave. Attenzione, mamma mia che casino. Che casino, Hamilton è andato in testa a coda. 21 macchine in pista e che culo ragazzi, qua veramente ho avuto un culo cumendiano. Culo cumendiano. E non arriva neanche la penalità, come godo. Certo che sono pazzi, però mi hanno messo a sandwich, che cosa potevo fare ragazzi? Cioè, scusate ma non è colpa mia, assolutamente, le prove sono a favore del comandone veneziano. Ecco, cagata subito, bene, vai. Dobbiamo approfittarne di un Gigione che ha fatto un errore imperdonabile di Gigione. Adesso dobbiamo stare calmi, faccio fatica a commentare ragazzi perché questa, come per GP4 a Hockenheim, sembra una vittoria fondamentale. Madonna, sti circuiti di merda. Eccola qua. E Vettel mi supera. Cerca di mantenere il controllo durante i sorpassi, altrimenti rischi di subire una penalità. Hai ragione, ma sti circuiti non li sopporto, non li conosco bene. Purtroppo non conosco questi circuiti perché su circuiti nuovi non ho voglia di fare le prove libere e mi sta bene. Mamma mia, cosa sto rischiando. L'ala anteriore ha subito dei danni, resta in pista a meno che il danno non ti crei problemi. Bella, e vai. No, sto guidando malissimo ragazzi, un periodo orribile su Formula 1 2012. Mamma mia, un periodo schifoso ragazzi, scusate. Ah, Dio mio. Ottimo sorpasso, ma dai, ma mi viene sempre addosso però. Madonna, 17, mamma mia, quanti ritiri. Non posso sempre stare attento io me ne sbatto, scusa, che palle, se vogliono stanno loro attenti, da adesso non me ne frega più un cazzo. Io devo vincere il mondiale, in tutti i modi possibili. Io sono il comandone gondolaro veneziano, ancora un ritiro, ho 16 macchine, mamma mia. Carneficina coreana. Vettel se ne sta andando, purtroppo il primo posto è utopia pura in questa gara. Ormai mi rimane Interlagos e Abu Dhabi, gare favorevoli al Commenda, ma Felipe dovrà fermarsi in questo giro, ecco, ha forato una gomma. bravo Massa, vaffanculo. Madonna, ma siamo rimasti in 14. Non ho parole, cazzo. Veramente incredibile. Gara strapiena di ritiri dopo soli 2 giri. Il Commenda ha grossi problemi in questo tracciato ragazzi. Il DRS è disponibile in questo DRS abilitato. Ricordati che potrai attivarlo quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti Dai precede vecchio, è dai. inferiore a un secondo. Raikkonen terzo. Sto guidando di merda, fioi. C'è stato un incidente, bandiere gialle nel secondo settore. Bandiere gialle. Madonna, ma quanti incidenti ci sono? Oh, ma fioi. Peggio di Monte Carlo. Felipe dovrà fermarsi in questo giro, ha forato una gomma. Ecco, Felipe fuori, bene.
Bandiera verde nel settore 2, puoi procedere a velocità massima, ma fai attenzione, ci potrebbero essere dei detriti residui. Va bene. Gara incredibile in Corea, mamma mia. 10 macchine già ritirate dopo 3 giri. Qualcosa di incredibile. A questo punto speriamo nella safety car, perché ormai Vettel se n'è andato. Vabbè. Attenzione, eccolo qua, Massa. Ritiro di Massa, ritiro di Felipe Massa. Ritiro di Massa, incredibile, incredibile. Ennesimo ritiro di Pippo Massa. E in questa curva la sbaglio 2 volte su 3. Sono scioccato, ragazzi. Kovalainen terzo. Sta succedendo di tutto, una gara incredibile. Vettel giro record, altro giro completato da Alonso. Mamma mia che gara. Pensiamo Kovalainen si fermerà ai box fra 3 giri. Kartikeyan quarto, no Fioi, questa gara è pazzesca, pazzesca gara in Corea. La vettura di Felipe si è fermata, si deve ritirare. Che bello. Massa ritirato. Guarda che gara di merda, Fioi, cioè... Gara orribile. Ragazzi, le gare in Oriente fanno veramente cagare, cioè... Autoscontri, veramente. Kovalainen nel terzo, Fioi, mamma mia che gara, che gara. Gara a eliminazione proprio. Faccio anche fatica a commentare sta gara, perché veramente, cioè, boh, non lo so. Ormai sono troppo indietro per recuperare da Vettel. Kovalainen comunque ha un buon vantaggio. Gara veramente orribile, però devo arrivare secondo per portare a casa 18 punti importantissimi. Guido male in ste gare, proprio mi fanno cagare, cioè gare... Dai ragazzi, che devo andare ai box adesso. Troverai delle vetture lente, fai attenzione alla fase di sorpasso, non dovrebbero crearti Lungo. problemi. Devo spingere al massimo, se no perdo la posizione. Dai Alo, spingi Alo, spingi Alo. Hamilton, giro record di Gigi. Sta recuperando Gigi, Dai, voglio il ritiro di Vettel, cazzo. Ma possibile che non ha un po' di culo? Pare che Gigi comunque ha fatto un errore all'inizio e già quella è stata una bella botta di culo. Stiamo calmi. Sempre 13 macchine in pista, 11 di tiri. Che gara noiosa, mamma mia. Ancora niente c'ho, niente da fare, oh, niente da fare, sta curva stavo sui coglioni. Box, rientra ai box. Mamma mia, le ultime gare del mondiale è una cosa orrenda, veramente. Hai 7 secondi di vantaggio sul pilota che ti segue. Non me ne frega un cazzo. Vediamo, velocissimi adesso ragazzi, mi raccomando. Vai. Vai, 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 veloci. Hamilton è quarto, porca miseria. Vai. Hamilton sta recuperando alla grande, altro che... Dai, veloci, Fioi. Fai
attenzione a non attraversare la linea bianca in uscita dalla corsia box o subirai una penalità. Dai, supero, superarlo. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Vai. Il motore sulla massima potenza. Ok. Bravo. Grande manovra. Grande Comendo. Adesso dobbiamo recuperare la posizione. Cazzo, Hamilton è un quarto comunque. Che mondiale. Devo spingere come un pazzo adesso. Dai Alonso, dai. Non posso stare dietro Hamilton a questa gara, se no il mondiale se ne va. Dai, che il talento di Oviedo può recuperare tranquillamente. Secondi, ma Grosjean deve ancora andare ai box, spero. Si gioca tutto ai pit stop, ragazzi. Ormai Vettel va a vincere sicuramente. Ok, uno ai box, Grosjean probabilmente. Non può starmi davanti anche Grosjean. No. Stai piombando su un gruppetto di piloti più lenti di te. Ecco, eccola là, vai di cagata e vai. Porca puttana, ma sono andati tutti ai box, mi sembra impossibile. Mamma mia, per poco mi arrivava sul passo anche. La vettura dietro di te ha perso l'ala anteriore, dovrà fermarsi ai box. Che bello, godo. Quello non è Grosjean comunque, non è Grosjean. Precediamo Kovalainen di 5 secondi. Dai, spingi come un don. Che gara di merda. Che gara del cazzus. Cos'è, una Toro Rosso questa? Leona Toro Rossus. Dai Alo. Adesso vediamo se va nei box, perché se no, se arrivo dietro a Hamilton è finita, eh. Oh, è che ha anche sbagliato Hamilton. Che vergogna, Dio. Sì, quinto arrivo. Che merda. Che eccesso di gara. Delusione incredibile in casa Ferrari. Ai. Sono proprio giù di morale, ragazzi. Non mi aspettavo gare così negative in Oriente, veramente. Non me l'aspettavo proprio. Il mondiale è molto in salita. Adesso c'è una macchina che ha perso qualcosa. Una macchina ha perso dei pezzi. Speriamo sia una macchina davanti. Adesso vediamo. Ma questa era la Marussia comunque. Oh, forse non è una macchina davanti. Giro record di Sebastiano. Giro record di Sebastiano. Noi invece gara anonima. Non capisco come hanno fatto a fare la sosta e essere davanti. Boh, non comprendo però,
Che ball, che two balls. Adesso comincio a guidare decentemente, che ormai la gara è andata. Ah, che pippone. Mi sto migliorando ogni giro adesso. Traffico davanti a te, fai attenzione. Ormai l'è andata, raga, l'è andata. Adesso veramente devo fare i miracoli se voglio portare a casa questo mondiale, ragazzi, perché la situazione è disperata. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore. Ma stai sulla massima zitto. potenza. Sta cercando di Sei tu che raggiungerti. porti sfiga. È colpa del mio ingegnere mongolo. Non puoi rallentare, la vettura alle tue spalle ha un distacco di soli 4 secondi. Ma stai zitto, va a farti fare una pipa, va. Ai ai ai. Guarda che gara, ragazzi, veramente. Cioè, sono senza parole, veramente. Cioè, peggio non poteva andare. Stefano Domenicali ai box, molto incazzato. Il Dome. Faccia triste per i meccanici Ferrari. Il mondiale se ne sta andando per la quarta volta consecutiva. Solo un miracolo può salvare la Ferrari. Prossima gara in India, altra gara sfavorevolissima, più un disastro. Ma possibile che non può ritirarsi quella merda di Hamilton? No, non può. Cagarva. Mancano pochi giri, ormai andiamo con carburante elevato. Anche la nostra Tori è incazzata. Giustamente. Vergogna come indiana. Ecco un HRT. Cos'è? Hai rotto qualcosa? No? Però che lenta, mamma mia. Dai, il ritiro di Gigione. 21 secondi, ma com'è possibile? Ho fatto la sosta ai box tutti. Boh. Non capisco, non comprendo. 21 secondi sono tantini, eh. Ho capito che sto guidando di merda, però. Il Koba, giro record del Koba. Pa 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 pa.